Si è svolta al Teatro Pirandello la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 del Polo Universitario di Agrigento dell'Università degli Studi di Palermo. Tra gli intervenuti il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri, il direttore generale Antonio Romeo, la rappresentanza degli studenti in consiglio del Polo rappresentata da Elisabella Giancola, il presidente del Polo Universitario di Agrigento Giovanni Tuzzolino, il presidente del CUA, Consorzio Universitario di Agrigento, dottor Antonino Mangiacavallo, il dirigente generale del Dipartimento dell'Istruzione dell'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale Antonio Valenti e il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa con un intervento istituzionale registrato. Quindi il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo, ha tenuto la prolusione dal tema pandemia, scienza e comunicazione. È certamente una giornata importante che abbiamo voluto celebrare in modo fastoso e in modo anche celebrativo, perché riteniamo che i poli e gli Agrigenti in testa rappresentano per noi, per questa Università di Palermo, una ricchezza che non è soltanto territoriale, ma è fondamentalmente una ricchezza culturale. Noi speriamo di dare ai ragazzi di Agrigento un'offerta formativa moderna, innovativa, espressione del proprio territorio e soprattutto un'offerta formativa che sia in grado di intercettare anche quel bisogno di internazionalizzazione e di inclusione che Agrigento rappresenta. Questo lo faremo con dei corsi di studio assolutamente specifici, quindi non saranno dei duplicati o dei doppioni rispetto a Palermo, ma saranno dei corsi di studio proprio tagliati e misurati sulla dimensione di Agrigento. Questo credo che sia la misura di come Palermo voglia esaltare il territorio e voglia naturalmente fare di Agrigento un polo territoriale e di eccellenza. È un momento corale per la città di Agrigento perché tutte le istituzioni sono presenti e un ringraziamento particolare viene rivolto al rettore dell'Università di Palermo che ha molto creduto in questo polo universitario, in questo consorzio universitario e oltre a fornirci un supporto didattico particolarmente rilevante ha sicuramente investito e continuerà ad investire, sarà lui a sostenerlo nel suo discorso ufficiale sul polo di Agrigento, convinto che il ruolo del consorzio, il ruolo del polo può essere trainante per la crescita culturale, economica e sociale di questo vastissimo territorio. Ci sono vari progetti in itinere? Sì, i progetti sono tanti, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Abbiamo una serie di progetti transfrontalieri in collaborazione con le autorità tunisine, sia accademiche che istituzionali. Abbiamo una serie di impegni sul territorio regionale, sia per quanto riguarda moduli dello spettacolo, sia per quanto riguarda moduli letterari, sia per quanto riguarda moduli sanitari e sociali. Tutto evidentemente con la prospettiva di fornire nuove opportunità di lavoro ai giovani agrigentini. Purtroppo in questa fase di ricrescita del Covid dobbiamo continuare a parlarne in modo sereno ma attento e con prudenza rispetto a questo virus che purtroppo rimarrà con noi ancora a lungo, non è passato e non deve passare questo messaggio del finito tutto. Oggi in questo onore che ho di fare la prolusione durante l'apertura dell'anno accademico parlerò appunto della grande difficoltà che si è vista col Covid di compendiare la scienza, la comunicazione, gli interessi, le difficoltà, i complottismi, le fake news che ovviamente in una situazione così pesante che ha coinvolto tutti si sono inseriti in questa infodemia parallela, cioè una grande quantità di comunicazione, ovviamente di qualità, a volte no, e tutto questo è stato così un qualcosa di difficoltoso per il cittadino avere quella percezione giusta che è la cosa che serve. La comunicazione in questi casi è la comunicazione dell'incertezza, cioè di dare notizie per quanto possibile, dire non so se non lo si sa e dare una maggior resilienza, come si dice oggi, una capacità di reazione dei cittadini. Speriamo sia una lezione imparata. Devo dire che è stato veramente emozionante perché aprire l'anno accademico, dare questa grande importanza come deve avere l'Università degli Studi di Palermo qui ad Agrigento col suo polo universitario, mi pare un momento doveroso perché oggi abbiamo interpretato diversi temi che sono veramente connaturati alla città e che sono legati a questo tempo molto difficile che stiamo attraversando. Io credo che veramente l'Università di Agrigento possa riscattare il grande valore di questa città, di questa società, di questa comunità territoriale
e oggi abbiamo capito le grandi potenzialità di cui siamo capaci. Quindi è un bell'inizio, un ricominciamento, come lo chiamo io, per cui l'università, la città possono vivere una nuova primavera. Io sono molto felice perché sto assistendo a dei momenti che sono in realtà degli aspetti che purtroppo di questa provincia che purtroppo non ci sono stati in questi 2 anni. Io sono arrivata veramente in pieno lockdown, di una vivacità, di un fermento culturale. L'abbiamo visto ieri con questa giornata del FAI, che è stata veramente una bellissima esperienza. E oggi credo che sarà un altro bel momento in questa cornice stupenda che vedrà altri eventi a breve altrettanto significativi, ma questo è l'università, quello che poi dovrebbe essere, e credo che ci si è incanalati sulla strada giusta, veramente il cuore pulsante culturale dell'intera provincia, per non dire anche di questa parte di Sicilia. Oggi è un giorno importantissimo nell'inaugurazione dell'anno accademico. L'università è alla base della cultura, Agrigento è una città di cultura, di arte, di archeologia, di musica, di spettacolo. Io ho insistito tanto affinché questa inaugurazione si potesse tenere qui nel Teatro Pirandello, diciamo nella casa comunale. È importante che Agrigento possa avere un polo universitario, è importante anche la crescita di questo polo. Abbiamo già 2 corsi di laurea nuovi, un altro anno ce ne sarà un altro, scienze infermieristiche, e in cantiere ce ne sono tanti ancora. La cultura è alla base di tutto. Diamo atto sia al magnifico rettore ma anche al presidente Nene Mangiacavallo di aver voluto organizzare questo momento, che è un momento importante perché segna la ripresa delle università qua ad Agrigento. La presenza del magnifico rettore sta a significare proprio questo. Oggi ci presentiamo al nostro territorio con una offerta formativa abbastanza consistente, il numero di iscritti aumenta sempre di più, siamo sulla buona strada perché questo consorzio raggiunga sempre migliori traguardi. Vorrei iniziare ringraziandovi per quanto state facendo per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati che stanno arrivando nel nostro paese dall'Ucraina. Io credo che questo sia un momento decisamente tragico che si innesta dopo una pandemia, quindi dopo un periodo che già ci aveva indebolito, da cui stavamo per uscire e che ci coglie anche impreparati. Ora la reazione delle università, come anche la vostra, nel diventare subito un baluardo di libertà fondamentalmente, quindi e favorire la libertà dando ospitalità a chi la sta perdendo nel proprio paese, è un segnale che dà di nuovo grande speranza, e lo è ancora di più perché viene in una comunità dove sì, ci sono i professori e i ricercatori, ma ci sono i tantissimi studenti, i tantissimi giovani che sono i veri protagonisti di oggi e non solo del futuro. E quindi le attività che stanno facendo le università, inclusa la vostra, in questo senso sono fondamentali, e voglio però anche in modo particolare salutare questa comunità, questo polo, il polo di Agrigento, un polo che sta crescendo così come l'Università di Palermo, e anche il fatto che gli studenti ricomincino a credere nella istituzione universitaria e a iscriversi ai corsi di laurea è un fatto che dà speranza in un momento così difficile. L'Ateneo può cogliere questo momento particolare e lo sta già facendo, perché è un momento in cui per la prima volta abbiamo sia fondi che riforme che sono necessarie da tanti anni. I fondi ci serviranno a aiutare gli studenti ad accedere in maniera più immediata all'università, favorendo il diritto allo studio e favorendo la costruzione di nuove residenze e di borse di studio per il fuorisede,
favoriscono anche attraverso un grosso finanziamento delle attività di ricerca la formazione di nuovi corsi di studio, perché non dimentichiamo che i corsi di studio dei nostri atenei sono sempre legati alla ricerca che facciamo, questa è la caratteristica dell'università.